Sembra che siano hacker filorussi che abbiano fatto questi attacchi in più regioni sotto profilo amministrativo, cioè i computer, per tradurla in maniera semplice, dell'amministrazione, non la sanità. E il nome non è AIM57, ma soprattutto come, diciamo, fra virgolette, rappresaglia per la posizione dell'Italia rispetto all'Ucraina. La conferma ai nostri microfoni arriva direttamente dal presidente Zaia. È stato un inizio settimana difficile per i sistemi informatici del Veneto, così come di altre amministrazioni in Italia finite nel mirino, il segno tangibile di una tensione geopolitica che coinvolge anche i singoli territori. Io spero che si chiuda sta vicenda della guerra, si chiude velocemente, fra l'altro nel giorno dell'anniversario dei 3 anni dallo scoppio della guerra in Ucraina. Una guerra, ricorda Zaia, a meno di 2000 chilometri dal Veneto, regione che aveva aperto le sue porte a migliaia di profughi con un'accoglienza diffusa. Ne abbiamo ancora 16.000 sul territorio e direi che sono perfettamente integrati, la stragrande maggioranza lavora di questi ucraini, costretti a scappare con le valigie velocemente da casa loro per non essere ammazzati. Ora gli scenari inediti aperti dalla nuova amministrazione USA, piaccia o non piaccia, dice Zaia, Trump ha parlato tanto di pace e su questo si gioca gran parte della parola data. Inevitabile poi guardare a Berlino con la vittoria della CDU e il raddoppio dell'ultradestra. Innanzitutto un dato che è interessante è la stabilità, no? Che ne esce la CDU che ha un risultato per il quale riesce a fare un governo. Dico anche che noi abbiamo bisogno di un'Europa stabile e l'economia tedesca la guardiamo, diciamo, con moltissima attenzione in quanto è un mercato d'elezione per le nostre imprese assieme agli Stati Uniti. Manifatture legate a doppio filo e poi il turismo con i tedeschi che pesano per oltre il 20%. Per noi comunque la Germania è un vicino di casa, sono amici, li aspettiamo sempre a braccia aperte.